Adesso andiamo alla seconda ed ultima delle sfilate in concorso. Quando si parla di elementi naturali, solitamente, si sa, sono quattro, no? Acqua, aria, terra e fuoco. Ma Massimiliano Giangrossi ha detto che in realtà, secondo lui, gli elementi dovrebbero essere cinque. Il quinto dovrebbe essere la quintessenza, come dice lui, l'energia per eccellenza. Quell'aspetto che consente ai quattro elementi, più l'energia che li solidifica, di poter creare quello che nella vita, nel quotidiano, non può mai mancare. E partendo da questo ha creato una collezione della quale adesso ci leggerà qualcosa. Certo. Allora, gli elementi naturali vengono osservati nella loro semplicità, vengono notate le mutazioni che avvengono, sempre di metamorfosi si tratta, con lo scorrere del tempo. Sono i fiori che seccandosi producono forme inusuali, le foglie che cadendo generano vorteggi circolari. Lo studio di forme morbide, della rotondità dei volumi creati dai drappeggi e il trionfo dei colori caldi della terra delle gradazioni opache. Sono abiti di gran sera, linea morbida, sapientemente drappeggiati, finemente ricamati a mano con pietre, perle, Swarovski, pietre, cannetto. Vorrei dire una cosa che ispirerà anche l'abito paillette blu e rouge, realizzato in omaggio a Raffaella Carrà e ispirato al libro scritto da Roberta Maresci, che è qui in prima fila, dedicato proprio a Raffaella Carrà. Io farei un applauso anche a Roberta e complimenti per questo tuo bel libro in cui racconti il mondo, le curiosità, il protagonismo della grande Raffaella. La seconda sfilata in concorso, quella firmata da Massimiliano Giangrossi.
trick. And everybody knew it. When he walked in, everyone's head turned. Everyone stood up to talk to him. He was like this hybrid, this mix of a man who couldn't contain himself. I always got the sense that he became between being a good person and missing out on the opportunities that La collezione di Massimiliano Giangrossi. Non possiamo dire niente, è un po' come a Sanremo, che uno è messo lì da parte, non può esprimere giudizi, perché chiaramente sarà la giuria a dover dire quali delle due collezioni merita di poter vincere non solo il Gold Fashion Designer come targa, come premio, ma anche il riconoscimento in denaro che è stato pensato dall'associazione Artisticamente Insieme. Get at me for beats, yo.